Buonasera dal Pala del Mauro di Avellino, terza giornata Serie A New Energy. Si affrontano la Sandro Abate, Five Soccer e la Fortitudo Pomezia. Ex tecnico Angelini che torna al Pala del Mauro dopo delle stagioni vissute qui in Irpinia. Sandro Abate che è chiamata al riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Ecositi al debutto qui al Del Mauro e poi quella nel derby di Sala Consolina in remonta. Non c'è. È iniziata la partita al Del Mauro. Lopez sul pallone, il pressing subito di Thierry Henry, ex Dalia Management. Palla, ora palla a Irpini, 0-0 a 17 minuti e 45 da giocare. Kenji. Palla dentro, c'è fallo qui di Lopez. Prova a scaricare il sinistro, Parisi c'è in angolo. Di Luccio ci mette il corpo, poi recupera palla Avellino per un mezzo secondo, la palla però è per Pomezia, da solo Pomezia fuori, il pallone dopo il blocco, è proprio lui, Kenji carica il sinistro, schiacciato, c'è forse un tocco di mano, la butta Kenji, Matteus prova a venire fuori Matteus, Ghi lo tallona, palla fuori. Terzo fallo, Laurendi prova ad andare via, Laurendi fermato molto bene da Cutrignelli, poi Matteus, Parisi salva. Palla dentro, un po' di fortuna qui per Pomezia, poi Parisi riesce a bloccare, però palla persa sanguinosissima di Giannattasio. Residenze vicino alla capitale, Kenji va via con un flip flop, poi Ghi, palo! Il palo della Sandro Abate, che fiammata, anzi è corner, l'ha toccata Politirno. Come ragazzi. Fa davvero paura, palla dentro a cercare Cutrignelli, scudo di Ghi, anche dei social che ci seguite, ancora Moab, schiacciata, Molitirno c'è sulla testa di Luccio, Pelini con Cutrupi perché lascia il pallone, qui Galletto sfiora il gol, incredibile, qui testa a testa con Di Luccio, occhio, prova il blocco, Matteus e poi scarica il destro alto sopra la traversa, dietro Kenji, lungolina non lo fa, va da Thierry Henry, va via Thierry Henry, cross, calcio d'angolo credo, Matteus fisico, duello tra giganti, palla dentro, ancora Ghi, Bolitier c'è, Kenji 1-0 per la Sandro Abate, ha segnato Kenji. Bravo qui, via, ciao Natalia, ad andare via e poi però non ha trovato lo spazio per la conclusione, che peccato qui, però subito dall'altra parte Bueno, mette il corpo Galletto per Pomezia, intanto Ghi, testa bassa per Ghi, prova il destro, Molitirno in angolo, ma Ghi ha una dinamite nel piede comunque, poteva gestirla meglio qui, Pomezia ancora attacca, qui c'è fallo di Galletto su Matteus che resta a terra, Lopez ha provato il sinistro, termina al lato, 1-0 per la Sandro Abate, ci risentiamo per i secondi 20 minuti di gioco, piccolo break anche per noi, a dopo. Sta per partire la seconda frazione al Del Mauro tra la Sandro Abate e Pomezia, partiti. Lungolina ha sbagliato, però Laurendi sbaglia lo stop e quindi Pomezia può calciare, palla al lato, poi Matteus si salva qui Avellino, porta palla Kenji, sinistro schiacciato, Dudu il destro, palla per Thierry Henry, perde la brutta palla, occhio Parisi, ci mette una pezza su Dudu, però Thierry Henry perde 1, Pomezia 0, saluto anche Francesco, palla dentro, Parisi se la trova lì, palla Dudu, lo schema, occhio Pomezia, Parisi salva e poi Ghi sui cartelloni pubblicitari, riparte dentro con Matteus, può scaricare il destro, non lo fa, ancora Cutrupi, blocco su Cutrupi, palla alti, poi ancora Moab, subisce fallo, è il terzo di Pomezia, doppio passo di Moab,
c'è calcio d'angolo, uno di Pomezia, c'è fallo di Moabs e anche giallo per lui. Ancora Pomezia adesso, palla a Dudu, Parisi col piede a negare. Vada Di Luccio, ancora chi? Può scaricare il sinistro, palla di poco al lato per Moab, c'è fallo di Moab su Tiaghigno, c'era questo. La Sandro Abate quest'anno, palla per Lavrendi, la palla dentro, traversa di Thierry Henry, sfortunata la Sandro Abate, che peccato. Ancora Bueno, traversa, la spacca per Pomezia. Moab servito da Parisi e si divora il 2-0 Moab. E che scherzano, Kenji supera il portiere, Kenji 2-0. Ancora Matteus, Dudu, la palla dentro, il tiro, il palo, poi Parisi dice di no. È tutto solo qui Aubo, occhio a Dudu, il blocco. Pomezia gioca bene col portiere in movimento, poi la palla dentro e c'è il gol di Thierry Henry dalla porta. Thierry Henry 3-0. Ancora Bueno è solo qui, traversa di Pomezia, poi la palla resta lì, Matteus, Parisi dice di no, la palla resta lì, Thierry Henry, è un 3 contro 1. Pressing di Galletto, cerca di tenere lontano la Sandro Abate. Pomezia, c'è fallo qui di chi? Anche giallo per lui. Esorcizzare questo campionato 3-0, un po' a sorpresa contro una squadra forte come la Fortitudo Pomezia. Doppietta di Kenji, poi Thierry Henry hanno chiuso il punteggio. Adesso Parisi va a spazzare, Matteus tira di forza, la Sandro Abate batte 3-0 la Fortitudo Pomezia e sblocca il suo campionato 3-0. I lupi del futsal sono rinati. Alfonso Marrazzo è tutto, a risentirci per la prossima gara interna della Sandro Abate.